Sfortuna, precaria tenuta fisica o fragilità mentale? Fatto sta che l'Akragas continua inesorabilmente a lasciare punti pesanti in prossimità del triplice fischio di chiusura. Ancora una volta la doccia fredda arriva allo scadere. La zona Cesarini non porta insomma bene al complesso biancoazzurro. Anche ieri l'Akragas è stata sconfitta quando ormai il punticino prezioso per muovere la classifica sembrava essere stato messo in cassaforte e così l'obiettivo salvezza ora si complica maledettamente. Minuti finali dannatamente fatali per gli agrigentini che per la terza volta consecutiva dopo le cadute con Catanzaro e Foggia subiscono un gol a 120 secondi dalla fine. A punire la squadra di Napoli, che ha avuto il merito come nelle precedenti partite di difendersi ordinatamente, è stato un colpo di testa di Antonio Croce e la Fidelisandria ha fatto festa mettendo in seria crisi la squadra della Città dei Templi, che era chiamata a rispondere agli squilli di Messina, Melfi e Catanzaro. La risposta non c'è stata, così la formazione di Napoli resta da sola in terzultima posizione. Tanta delusione in casa Akragas, che non farà ritorno in Sicilia ma resterà in Puglia per preparare la seconda trasferta consecutiva domenica alle 18:30 sul terreno di gioco del Taranto. Siamo molto dispiaciuti per la sconfitta, sono le parole di mister di Napoli, e mi dispiace tantissimo, aggiunge, per i tifosi che si sono sobbarcati un lunghissimo viaggio per sostenere la squadra anche ad Andria. Quest'anno abbiamo sbagliato solo 2 partite, a Fondi e un tempo a Francavilla, poi abbiamo sempre cercato di proporre con umiltà il nostro calcio. L'obiettivo della società è la salvezza, precisa l'allenatore bianco-azzurro, non importa se sarà diretto attraverso i play-out, l'importante è raggiungere il traguardo a fine stagione. Vogliamo rimanere in Lega Pro e faremo di tutto per salvarci, conclude Raffaele Di Napoli.